La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equin Bar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la Cinta San Teodoro. Back when we were young, night we met at the boathouse. I was hoping you noticed me, and I still believe. Nella Maiden riservata agli anglo-arabo di 3 anni sui 2000 metri in sabbia, Aprilia coglie l'occasione per trionfare per la prima volta in carriera. Ad aprire le ostilità è stato l'ottimo break di Allright, presto sopravanzato da Io, che come da copione si portava al comando a cadenzare l'andatura, pedinato dalla favorita Asmirapi e gli altri che si adeguavano in schiena ai due davanti. Posizioni che restano invariate fino alla retta opposta alle tribune, dove muove Aprilia, che in pochi tempi di galoppo guadagna la testa della corsa. Con gli avversari in difficoltà, Aprilia, montata da Pasquale Sali, si stacca e allunga a 200 dal palo, largheggiando addirittura nel finale. Per la miglior piazza risaliva il fondo arabo Ares Elce, positiva la sua prova, completavano il quadro Allright e Asmirapi. Dunque prima affermazione in carriera per Aprilia, a fine gara le impressioni del fantino Pasquale Salis e del trainer, proprietario e allevatore il signor Antonio Fisio Pinna. Pasquale Salis, Aprilia trova il primo successo in carriera, 2000 metri sabbia, è un po' il vostro team che va sulla sabbia. Sì dai, i cavalli che abbiamo in scuderia la sabbia la gradiscono e la cavalla sta venendo avanti e oggi abbiamo portato a casa. Senti, ti sei messo lì a traccheggiare poi come hai fatto come le altre vittorie in curva, li dai la via e poi vieni solo. Sì dai, è tutto facile oserei dire, dai, fermo con le mani aspettando la retta e poi a casa. Convatore e trainer di Aprilia, un prodotto fatto in casa, il babbo Nurdole e la mamma Nogales, un po' di linea di sangue ce l'hai. Aspettato a fine anno a vincere, ci ha fatto un po' penare. Comunque è una cavalla da 1800, 2000 metri, 2004, sono le distanze sue. Finora ha trovato sempre corte distanze, non era riuscita mai a far vedere quanto valeva. Siamo contenti ugualmente, dai. Speriamo continui. Sì, è un'altra vittoria questa stagione, che è stata un po' tormentata dal punto di vista di tutti gli altri effettivi. Sono stato troppo scarognato. Però dai, a fine anno ti stai venendo su, dai, come si suol dire. Non mi lamento. Complimenti per questa vittoria grazie, e grazie. In bocca al lupo per il futuro. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale sponriver.biz e iscrivetevi al canale YouTube Sponriver Biz Channel.